L'esodo c'è e non si ferma. Per chi lo abbandona, vivere in centro a Treviso è una corsa ad ostacoli dove i prezzi degli affitti si sommano la mancanza di garage, la pedonalizzazione e tanti altri piccoli e grandi problemi che anno dopo anno assottigliano il numero di residenti, finito oramai sotto la soglia del 10% della popolazione cittadina. Un esodo che ha coinvolto anche i negozianti e che chiede un rimedio urgente. Su quale sia il polso della situazione in centro esiste da oggi anche un'indagine condotta su 535 operatori economici, 990 tra residenti e non residenti e 25 agenti immobiliari. Una fotografia di Treviso in cui non mancano gli aspetti positivi di una città sostanzialmente promossa con riserva, in risposte nelle quali affiorano comunque anche diversi problemi. Ogni categoria ha le sue priorità, per esempio i commercianti parlano dei parcheggi diciamo che sono importanti. Siamo intervenuti già per esempio nel periodo di Natale con dei parcheggi gratuiti appositamente per i commercianti. Stiamo facendo un lavoro per riordinare il famoso parcheggio di Piazza Vittoria in altri stalli qui all'interno. Stiamo facendo un ragionamento anche per usare o congiungere alla città alcuni parcheggi scambiatori con magari dei mezzi elettrici. Insomma, ci sono dei vari movimenti. Per quanto riguarda i residenti, cercheremo comunque di tenere presente la loro necessità, quella che è di vivere in un ambiente pulito, in un ambiente sereno. La pedonalizzazione sta andando avanti proprio per queste necessità e per queste esigenze. Ma le zone inibite al traffico rimangono in alcuni casi un nervo scoperto. Nella media è considerata positiva dalla maggior parte, poi qualche piccolo malumore c'è, ognuno guarda il suo piccolo orticello, noi purtroppo dobbiamo guardare l'interesse generale. La situazione sicurezza è considerata nel complesso discreta, sicuramente meglio rispetto agli altri capoluoghi del Veneto. La zona dei Giardinetti di Sant'Andrea, la zona vicino alla stazione, non stiamo intervenendo con dei presidi quasi giornalieri di attenzione. La stessa cosa stiamo cercando di farla anche nei quartieri. Purtroppo qualche piccolo caso succede, però nella media siamo molto attenti.